The Invisible Man. Buonasera a tutti amici di Scratch. Potere alle donne. Nicola Argesi si è ammalato domenica e quindi Lenia Lazzaro oggi apre questa trasmissione dedicata al ciclocross. Quando gli dai un dito si prendono la mano. Grazie Ilenia, che bella apertura che hai fatto. Grazie a voi, sei buonasera. dolcissima. Tanti ospiti oggi. Tanti. Comincia a elencarmi dal primo. Beh, allora abbiamo qui Marco Zanella vicino a me, che ha vinto domenica, lo vedremo poi, domenica Villa Lagarina ha vinto, fresco convocato azzurro per quanto riguarda le nazionali juniores per i prossimi campionati europei di ciclocross. Franco Lampugnani, direttore sportivo del GS Bianchin Nordwave, che accompagna appunto Marco, e Renzo Zanchetta, gradito ospite oggi, che ci parlerà un po' di tutto e poi tu gli farai qualche domandina. Cattiva? Yes. Cattiva. Beh, intanto già che è qua, intanto diciamo un bel ciclocross, lo fatto di meno che va insomma in Trentino, insomma il Veneto ha ancora qualcosa in più rispetto alle altre regioni, nulla toccando perché hanno avuto un percorso. Madre Natura gli ha garantito il percorso, abbiamo detto prima con Ilenia, in cronaca più vicino al nord, no? Quindi il gap il Trentino lo ha accorciato. Sì, devo dire che il Veneto sicuramente ha qualcosa in più, ma anche vista la sua territorialità, la storia e quant'altro, quindi evidentemente è anche normale che ci sia questo movimento un po' più ampio rispetto alle regioni limitrofe, ma è importante che avete, che hanno negli anni messo in piedi questo trofeo Triveneto, che evidentemente questo fa sì anche di cercare di creare sinergie tra vari comitati, perché se i momenti sono difficili, ma se riusciamo a creare sinergie, probabilmente certe iniziative, nella fattispecie appunto del Triveneto, credo che possono trovare dei risultati importanti e avere un futuro anche meno pesante di quello che stanno vivendo ora, perché so che ci sono delle difficoltà, Giacomo Salvador ci sta dando da fare, ma colgo anche l'occasione per la vostra disponibilità di questa emittente televisiva di divulgare questa iniziativa, che credo sia importante, anzi è fondamentale, perché il nostro movimento ha bisogno di essere anche promosso non solo a livello territoriale, ma molto più ampiamente rispetto e utilizzando quelli che sono i mezzi di comunicazione che la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi anche a nome dei comitati, e credo anche giustamente del comitato di Trentino, Bolzano piuttosto che del Friuli, credo che sia giusto anche darvi un giusto riconoscimento per l'impegno che state mettendo in campo, proprio è anche giusto dirlo, mettendo in campo, nonostante che appunto ci siano delle domeniche come quella trascorsa che è sicuramente difficile fare le riprese, ma che comunque date la garanzia di trasmettere. Guarda, io devo dire che ho lavorato molto, perché ho preso insomma, io sono un personaggio che lavora molto, i miei operatori un po' meno, no, Ilenia? Però certo che avete beccato tanti quell'acqua, che la metà Tanta bastava. acqua, però io mi sono divertita tantissimo, è il ciclocross, questo è il ciclocross. Marco, la domanda è questa, ma sei arrivato primo perché ti piacciono più quei percorsi duri, rigidi, con quei terreni fangosi, con sto freddo, oppure perché comunque stai prendendo la gamba? Ma non lo so, prima di partire avevo detto a mio papà che su quel percorso non era mai andato forte, però domenica mi è andata bene, dai, forse un po' di fortuna, forse il percorso che con le caratteristiche così, col fango, con la pioggia, col freddo e tutto, a me piacciono e è andata benissimo. Beh, Ilenia, allora parliamo degli esordienti, adesso mandiamo avanti le immagini. Gli esordienti quest'anno a Vittorio Veneto saranno gli allievi, quelli al secondo anno. No, sbaglio sempre. Sbagli sempre, ecco. Perché con il ciclocross le categorie i G6. i G6 sono gli esordienti del primo anno a Vittorio Veneto. Tutte le altre categorie sono anticipate, quindi dalla prima gara di ciclocross vediamo già la categoria con cui diciamo prenderanno poi il via a Vittorio Veneto, il campionato italiano. Diciamo che gli allievi al primo anno adesso erano esordienti fino a un mese fa o 15 giorni fa. Esatto, esattamente. Però la cosa importante è che i G6
potranno già partecipare al campionato italiano. Esatto, quest'anno ritorna, l'abbiamo già detto anche la settimana scorsa, ritorna il campionato italiano anche per gli esordienti primo anno, che secondo me va bene perché è giusto che questi ragazzini intanto corrano con tutte le altre categorie, perché poi l'anno scorso il campionato italiano è stato fatto a maggio. Fare a maggio il campionato italiano di ciclocross non mi pare tanto, sembra più una gara di mountain bike che una gara di ciclocross. Così finalmente anche loro avranno il loro spazio anche mediatico e anche saranno all'interno di questa bellissima cornice che saranno i 2 giorni del campionato italiano. Ecco. Bene, allora aspettando Vittorio Veneto andiamo con le immagini con gli esordienti. Esatto. Bene amici, con le immagini siamo a Villa Lagarino, l'arcobaleno Carraro Team, insomma mi sembrerebbe quasi una presa in giro, l'arcobaleno con una giornata, guardiamola, un terriccio che si copre da una pioggia torrenziale che ha infastidito non soltanto i corridori ma anche tutti gli addetti ai lavori, però certo il ciclocross è anche questo. Intanto salutiamo anche Ilenia Lazzaro. Ilenia, una giornata da tregenda, qua vediamo adesso gli esordienti maschi e femmine, una pioggia che non ha lasciato mai neanche un secondo. Finalmente è arrivato il ciclocross, pioggia, fango, freddo, percorso al limite della praticabilità, pezzi a piedi, bello, a me è piaciuto. Qui abbiamo tutte le donne, Grosso, la Lünger, Tetzele Giada, chiaramente Alto Adige, la fa un po' da padrona, Scrinzi Angela della Carraro Team Trentino, la Baroni Francesca e Casasola Sara, che è la leader della classifica provvisoria, mentre vediamo tra gli uomini abbiamo tutte le squadre migliori, insomma, però Calloni Branca, Cansolaro, Micheletto Matteo, Dalla Vecchia, Pietro Bon, Dreossi, poi abbiamo De Vettori, Pavan, Gemin, Mario, Paiola, Galli, Taborra, Pinton, Martinelli, Faes, Fontana, che è il figlio di Alessandro Fontana, Toniolo, Nichele, Moreno, poi abbiamo Cattoni, Morelli, Casal, Panico e Usinabia, Leonardo, Scuola Ciclismo Vo, questi arrivano dal Veneto e insomma qua questo è un pregio, sono ragazzini di 12 anni, sono già in sella. Chiaro che alcuni di questi il prossimo anno possono già partecipare agli allievi primo anno proprio a Vittorio Veneto. Infatti vediamo già anche un po' di differenza tra i mezzi, abbiamo visto ragazzi con la mountain bike, ragazzi con la bici già da ciclocross, è importante però che ci sia comunque un bel numero nonostante questo maltempo perché insomma questi ragazzini si stanno divertendo. Ecco. Si stanno divertendo e già c'è alcuni atleti che hanno messo le cose in chiaro da subito, la Sara Casasola comincia ad avere già un bel margine di vantaggio rispetto alla Baroni e la Scrinzi, mentre Calloni Lorenzo del team sport Sprea Fico va avanti e anche lui è un bel distacco rispetto a Brancati e Consolaro. Certo che questo è un tracciato da ciclocross che si avvicina molto, Ilenia, ai tracciati del nord. Esatto, molto simile, non per quanto riguarda le vigne, ma per questi pezzi da fare a piedi, a quello che si può trovare ad esempio in Svizzera, quello che abbiamo trovato in Svizzera un mese fa, condizioni dove bisogna, cioè vediamo questi sono ancora ragazzini piccoli e strascinano la bicicletta. La Casasola è già, diciamo, nonostante sia piccola, già sa come si fa, quindi si fa molta meno fatica a prendere la bici in spalla e a correre con la bici in spalla. Anche perché si incatrama, per usare un aggettivo che mi hai inventato tu 2 puntate fa, trascinando la bicicletta vediamo che si affossa perché chiaramente il terreno può drenare fino a un certo punto, ma qua è tutta una settimana che piove, lo vediamo da queste bellissime immagini che ci offre Gianni Dal Santo insieme a Dennis Gazzola, che sono i cameraman che sono all'interno del tracciato ben disegnato dagli amici della Carraro della Carraro Team, però voglio dire anche qua una giornata che farà discutere molto perché non tutti coloro che sono addetti alla vincita sicura, qua abbiamo visto Lorenzo Calloni su Alberto Brancati e Mattia Consolaro che vincono una bella tripletta, mentre per le donne l'unica che tiene è proprio Sara Casasola, la quale abbiamo visto con quale maestria spingeva la bicicletta. Esatto, adesso vedremo appunto che Sara Casasola vince anche questa volta e alle sue spalle Francesca Baroni e Angela Scrizzi, quindi diciamo che questa ragazzina, nonostante sia un nome nuovo nel ciclocross, comincia a saperci fare. Dopo vediamo proprio Sara Casasola che vince a 12 secondi sulla Baroni Francesca, ma per dirvi la verità Scrinzi Angela e poi Koenig, Lünger e Tetzele Grosso a un giro, darvi la dimensione
esattamente, intanto vediamo questa brava ragazza, tanto grintosa, vince con un giro di vantaggio rispetto a quasi tutto il plotone delle sue colleghe. Qui vediamo Faes Matteo con il dorsale 127, campione trentino, si piazza in 17ª posizione, alza le braccia al cielo, non soltanto perché è arrivato ed è campione trentino, ma perché è arrivato alla fine di questa gara. Adesso linea di nuovo in studio. Percorso non durissimo, ma una giornata freddissima, vero? Comunque prima posizione. Sì, il percorso non è molto duro, forse è stato... era un po' più duro perché c'erano le peripezze a fare piedi in salita, però sì, sono andato abbastanza bene, ho retto bene, anche se verso gli ultimi giri ero un po' affaticato, un po' andato. Tu invece con la seconda posizione mantieni la maglia. Sì, la mantengo, purtroppo al primo giro ho avuto sfortuna perché abbiamo sbagliato strada, quindi lì ho perso molte posizioni, dopo sono riuscito a recuperare molto bene e alla fine ho concluso secondo mantenendo sempre la maglia. Zantone è sempre contento. Sì, sì. E tu sei arrivato terzo, il nome e cognome? Mattia Consolaro. Ma mi pare che tu sia anche caduto. Sì, ma sono riuscito ad alzarmi e a recuperare. Tanto freddo. Tanto. Una giornata tremenda, sei prima, comunque sarai soddisfattamente fredda. Sì, molto. Sì, però faceva freddissimo oggi, molto freddo. Rispetto ad altri sport il ciclismo paga dazio, vero? Sì, sì. Comunque sei contenta? Molto. Vai a riscaldare. Ok, grazie. Ben rientrati in studio, in questo mondo ciclistico, di fatto di dirigenti che tanti si lamentano perché vengono criticati e a volte si lamentano proprio per nulla, a noi ci piace implementare invece quello che sono i sacrifici di coloro che si smazzano tanto. Prima giustamente diceva Renzo, voi operatori, io ricordo soltanto una figura, Salvador con quel suo braccio destro che ricordiamo che per fare il tracciato, che adesso abbiamo visto con la Casasola che ha dato un bel giro di vantaggio, di svantaggio a tutti, quindi grandissima interprete di questo ciclocross, c'è gente come Giacomo che lavorano 3-4 ore prima, quindi io penso si alzano alle 4:30 del mattino. Sicuramente una giornata come quella di domenica ha messo dura prova sia tutto quello che è la squadra del trofeo che gli organizzatori stessi, perché comunque anche in Trentino hanno lavorato tanto sabato e domenica per avere, ed è un terreno che comunque drena, perché comunque essendo un terreno montagnoso, mezzo montagna, certo, nonostante ci siano le vigne, ha drenato, perché con tutto quello che ha piovuto alla fine non è che c'era sto gran fango, c'era fango da fare a piedi, però comunque non quel fango che ti resta attaccato, che spacchi i cambi, che ti incatramano. Esatto, hai imparato una parola nuova, incatramare. Incatramare. Renzo, a parte che, guarda, ogni esperienza nuova, poi i giovani garantiscono questo, io mi auguro che chiunque vada nel Palazzo dei Bottoni, nel Comitato regionale, che metta prima una legge, quello che non si deve più chiacchierare contro le persone, lo sputtanamento. Perché è una cosa che io odio a morte, proprio se ho dentro, se qualcuno viene a parlare male di Giacomo Salvador, sappiate che vi spernacchio, fate altro ma non parlatevi male di nessuno, ma specie poi dei santoni, perché se non ci fosse questo, i Guerciotti mi hanno detto un giorno, se noi avessimo Giacomo Salvador in Lombardia saremmo come il Belgio. Ma sì, a parte che chiaramente lo sparlare non è che si possa bloccare per legge o per decreto, evidentemente qui... Ma per cultura? Per cultura, ecco, quindi bisogna lavorare sulla cultura, sulla crescita culturale di questo nostro movimento, perché noi nel Veneto, noi veneti, siamo tanto bravi a farci male da soli. Noi, girando anche l'Italia, ho avuto l'opportunità di girare un attimino così, però devo dire che il livello qualitativo di tutte le nostre organizzazioni, dal cross al BMX, al mountain bike, alla strada, sono mediamente di qualità molto più elevata rispetto al generale che si vede per l'Italia. Però, ciò nonostante, siamo capaci di denigrarci, di criticare chi, come diceva lei prima giustamente facendo riferimento a Salvador, per 3-4 ore al mattino e poi successivamente per smontare il tutto si impegna talmente tanto, e perché? Perché c'è la passione di fondo che se mancasse evidentemente questo nostro mondo non sta da ben pieno. Franco, lei come allenatore, come direttore sportivo, no? Poi parliamoci chiaro, sono
gli interpreti del carrozzone del ciclismo, sia provinciale che poi regionale, sono gli atleti, i dirigenti, quindi le società. Certo. Sono quelle lo zoccolo duro che vanno avanti Certo. e mandano avanti. Sì, è inevitabile che senza dirigenti, senza direttori sportivi, senza le società dietro e gli amici sponsor, perché bisogna parlare di amici in questo momento, chi ci dà una mano a livello finanziario sono veramente degli amici per portare avanti questi ragazzi, quindi dalle categorie giovanili, diciamo giovanissimi, fino al limite alla categoria nostra, juniores, insomma. Certo. Non ci deve essere deterrenza, io voglio dire, lui va bene anche su strada, no Marco? Sì, però è bello che da junior continui a fare anche il ciclocross. Sì, io sono un po', rispetto ad altri miei colleghi, vedo il ciclismo a 360 gradi. La nostra società, cioè da quando abbiamo riaperto la categoria juniores come Velo Club Gianfranco Bianchin, Marchiò Northway, ultime 2 stagioni appunto Northway, facciamo l'attività strada, pista, dove abbiamo vinto 10 titoli nazionali, dove abbiamo anche... Ringraziamo Santone Cipriano Chemello. Esatto, lo saluto anche personalmente, e quindi facciamo sia pista, strada, e ben venga anche il ciclocross. Difatti Marco era già stato con noi 2 anni fa con la categoria allievi presso la nostra società, poi dopo la morte del nostro presidente, il cavaliere Elio Zanata, abbiamo dovuto per forza maggiore chiudere la categoria, e però mi ha fatto piacere che sia ritornato adesso per fare la categoria juniores ancora con noi. Ilenia, certi personaggi quando vengono a mancare, vengono a mancare intanto dei capisaldi, ma poi implode tutto un sistema. Mi viene in mente quello che ha detto adesso Franco, lo ricordavo molto Elio volentieri. Zanatta penso sia stato comunque uno dei grandi di appassionato, ma è come Armando Zamprogna, ma è come Luciano Rebellato. Negli ultimi anni purtroppo abbiamo avuto parecchie perdite grosse che ad esempio nel mondo del ciclocross si sono sentite parecchio. E l'importante sarebbe dietro a questi grossi personaggi che venissero su delle persone giovani con voglia di fare, e con quello che continuo a dire, ben vengano direttori sportivi con una mentalità aperta a 360 gradi, perché tutte le altre nazioni, Australia, Belgio, anche gli Stati Uniti, ragionano completamente diverso dall'Italia. Atlete, e non parlo solo di Marianne Vos, perché poi magari uno dice sì, la Lazzaro tira sempre fuori la Vos, ma la Vos è un fenomeno. Ci sono ragazze e ragazzi, anche elite, di media fascia che fanno cross, strada, cronometro. L'importante, lo dico e continuo a dirlo, è trovare i giusti recuperi. Probabilmente Franco mi può dar ragione su questo. Ovvio che sono ragazzi, non sono macchine. Però è importante, dando i giusti recuperi e ponendosi degli obiettivi, secondo me si riesce. Intanto vengono su dei ragazzi svegli, certo. Svegli, che sanno andare in bicicletta, non che appena viene su un po' di pioggia vanno per terra come i salami, perché, e qua apro e chiudo la parentesi, Matteo Trentin ha vinto il Liberazione in una giornata che era da nord, ma da nord. Ho visto gente tanto brava che che facevano le curve quadrate. Trentin faceva le curve come col ciclocross, tutta in piega, e poi ha vinto, aveva la gamba per carità, però ha vinto. Esportiamo questo ragionamento, poi mandiamo la linea agli allievi e alle allieve, perché è un processo culturale. Oggi la società si è indebolita, come si stanno indebolendo anche i ragazzi, grazie attraverso anche le mamme, che li portano sotto scuola, addirittura se c'è anche una scalinata vanno col SUV, possibilmente senza far prendere 2 gocce di pioggia, e abbiamo una catastrofe di bambini che sono deboli. Una volta non si ammalavano così, non ci stanno ciufoli, è così, oggi si ammalano un leggero venticello e subito hanno la febbre. Poi vediamo ancora adesso, ci sono articoli proprio di questi giorni dove i giovanissimi attraverso l'alcol e il gioco stanno compensando delle grandissime mancanze, lacune. Quindi vogliamo dire che continuiamo per l'ennesima volta a creare quella massa critica che dica che il ciclocross, come tutti rispondono, ma il ciclocross può anche servire, non è detto, e non bisogna essere dei fenomeni, fateli provare. Ma infatti, io penso che il numero degli allievi stessi, il numero degli esordienti stessi che hanno corso domenica,
sia la dimostrazione che questi ragazzi, a parte che corrono mezz'ora, non è che stanno fuori sotto l'acqua 8 ore, Certo. che non mi pare che nessuno abbia la febbre oggi, siamo tutti qua. No, i maschietti erano più fighette, Io ho visto le donne che non hanno... Le donne proprio zero. Ma anche noi abbiamo corso I maschietti in pantaloni erano lì corti. infreddoliti, che non si muovevano. Sì, poi ho visto anche dei ragazzini, per carità, poi è a discrezione delle mamme, ma cioè, se fanno ciclocross corrono 20 minuti, non corre in imbacucarli come se andassero in Antartide, anche perché piove, si bagnano ancora di più, prendono ancora più freddo. Allora mamme, non abbiate paura, perché fanno gli anticorpi, prendono un raffreddore per poi stanno bene tutto l'inverno. Facciamo il ciclocross. Un bel brodo caldo la sera, una bella sudata di notte e il giorno dopo vanno a scuola. Adesso vediamo gli allievi in Antartide, mi piace. Gara allievi al primo e secondo anno per gli uomini e le donne allieve tutte insieme. Ecco qua vediamo già dalle immagini una giornata molto fredda, l'umidità, la pioggia la fanno da padrone e dà un fastidio esagerato. Nota positiva Elenia, tanti iscritti alla facciazza, se c'è qualche problema c'è negli elite, negli juniores, ma fino agli allievi vuol dire che il progetto è sano e sta dando dei risultati. Sicuramente 60 partenti, 58 partenti con una giornata del genere dimostra che i numeri ci sono. Adesso hanno preso il via già i primi allievi con Edoardo Nichele in maglia di leader, sono tutti lì, anche qua cominciamo a vedere come il percorso comincia un po' a rovinarsi, quindi abbiamo visto anche Rossi che ha dovuto scendere, soffia ancora il fischietto Salvador, parte anche Michele Bassani in maglia di leader con l'altra categoria degli allievi più giovani e adesso partiranno anche poi le donne tutte, quindi notiamo però come il percorso si sta un po' rovinando, diciamo. In proiezione ai campionati italiani gli allievi al secondo anno passeranno juniores. No, questo? No, restano col ciclocross, da quando comincia la stagione di ciclocross sono già nell'anno nuovo, quindi sono tutti ragazzi che fino a un mese fa magari erano ad esempio allievi del primo, adesso sono già allievi del secondo, quindi le categorie sono già queste. Ma per gli esordienti invece? Per gli esordienti i G6 saranno esordienti primo anno a Vittorio, sì, quello sì. Anche questo è stato propedeutico, allora il discorso dei G6, perché lo scorso anno sono stati fatti in clima estivo e quindi quest'anno partono già allievi al primo anno. Esatto, e partono già anche rodati. Vediamo le donne, Rachele Barbieri già davanti, insomma sono tutte lì. Vedremo oggi se Sofia Beggin riuscirà a dimostrarci il suo valore dopo la debacle di Mareno di Piave, e vediamo già che gli allievi sono comunque abbastanza vicini l'uno con l'altro, e Bassani però ha già, diciamo che è già un po' più avanti dei suoi colleghi più giovani. Michele Bassani va via come un razzo. Abbiamo detto a Sofia Beggin alterna delle gare strepitose con delle gare che non si accontenta certo del piazzamento. Qua invece la vediamo molto pimpante, la vediamo già in sella e la vediamo già molto sicura in questo tracciato pesante. Non è tanto un fenomeno di fisicità, però si comporta bene. Ma sicuramente la gara di oggi è la prima gara col fango, quindi vedremo adesso al momento nella categoria allievi le posizioni sono ancora abbastanza vicine, ma andremo a vedere che molti ragazzi che normalmente sono protagonisti arriveranno indietro. Le donne già diverso, perché comunque abbiamo visto il duo del Postumia 73 davanti, la Camatta e la Faoro, però Sofia Beggin è lì, quindi vedremo, insomma, e anche qua due differenti modi di andare in sella. Edoardo Nichele spinge la bicicletta e qualcun altro, vedremo poi, invece prende la bicicletta, eccola qua, in spalla. Molto più semplice, ragazzi, e molto meno difficoltoso a livello di ruote e fango. Vediamo che Luca Montagnier però, per quanto riguarda gli allievi al secondo anno, ha già preso il largo, sta pagando un po', è partito malissimo Giorgio Rossi, sta recuperando via via durante la gara, mentre proprio Nicola Edoardo l'abbiamo visto molto in difficoltà proprio in quel punto dove dicevi tu, Ilenia, dove vale la pena di prendere in braccio, in spalla la bicicletta. Sì, Nichele di solito è bravo nel fango, probabilmente ha avuto una giornata un po' così, quindi lo aspettiamo anche nelle prossime giornate, speriamo non piova sempre, però normalmente è un ragazzino che va abbastanza forte col fango, quindi vedremo, insomma. Vediamo ancora una bella azione di questo corridore, abbiamo
poco fa visto Mattia Pellizzer, ma anche Filippo Camatta, è fratello della Camatta? Sì, in teoria dovrebbero essere fratelli o parenti. Abbiamo visto anche la Sara Girardi, che è partita un po' a rilento rispetto agli altri anni. Eccola qua, la Sofia Beggin è qui davanti con insomma già una pedalata buona, insomma, ecco, Smarzaro anche vedo messo bene. Qui dietro sono tutti lì, insomma, diciamo che è una gara abbastanza bella. E qui vediamo che proprio Luca Montagnier, questo bel corridore che arriva dal gruppo Mosole, che vince su rimonta un Giorgio Rossi veramente mai domo, partito malissimo ma ha recuperato moltissimo durante tutta la gara. Al terzo posto Alessandro Di Santo del team Oliveto, lo vediamo dai teleschermi. Questa invece è la maglia di leader della classifica, provvisoria, perché questa qua vediamo mi pare che sia la Camatta, che oggi però è arrivata doppiata ed è in quinta posizione, quindi se la sta giocando la Sofia Beggin. Segue Rudy Molinari e poi Smarzaro Daniel, Nichele Edoardo è in sesta posizione, quindi dovrebbe conservare la maglia di leader. Michele Bassani con Dorigon Jacob al secondo posto, bellissima la vittoria di Michele Bassani, Zecchi Matteo al terzo, Da Pos e Pellizzer quarto e quinto. Pensate, dal terzo in poi sono tutti quanti, dal quinto in poi tutti quanti a un giro, mentre Dorigoni è arrivato a 17 secondi da Michele Bassani. Per quanto riguarda le femminucce, vediamo una rediviva e soprattutto una pimpantissima Sofia Beggin, che non ha mai mollato un momento in questo percorso, in questo tracciato che abbiamo già più detto in altre volte, in altre occasioni, che si avvicina di più ai tracciati del nord. La vediamo comparire tra poco alle spalle di questo gruppo di corridori di ritardatari. Sofia Beggin ha un bel distacco e quasi quasi li ha tutti doppiati. Sofia Beggin si vince su Chiara Zanettin, Letizia Borghesi, Sara Girardi, Ludovica Camatta, Giulia Betz, Anna Faoro, Sara Bondavalli, Silvia De Piaz e Isabelle Bellante, che andrà a vincere poi anche il campionato trentino delle donne allieve. Tutte un giro e le ultime due classificate a 2 giri e a 3 giri. Sì, ovviamente vanno in classifica con gli allievi e le mani che fanno male, perché veramente era molto freddo. Qua mi hanno fatto una tenerezza incredibile, tanto vediamo il podio con Bassani, Dorigoni e Zecchin e il freddo, che veramente le mani erano ghiacciate. Qua vediamo anche Edoardo Nichele che ha patito più degli altri e una Sofia Beggin che le donne pare che proprio il freddo non lo abbiano sentito. Di nuovo in studio. Ben rientrati in studio dopo questo freddo dell'Antartide che ci ha fatto veramente rabbrividire. Tra poco mandiamo in onda le immagini, le più belle immagini che potrete trovare all'interno della rivista Sport City dell'amico Francesco Bolgan. Già in altre occasioni abbiamo detto quanto sia importante e quanto è importante secondo me questa rivista, che comunque condensa dei momenti particolari. Io la sponsorizzo volentieri, ma non perché in linea ci siano dei rapporti che poi la gente si mette sempre del suo, ma io trovo che questa sia una rivista bella. Se ne facesse un'altra bella, direi sono 2 riviste belle, ma ce n'è una e sta funzionando e funzionerebbe se soltanto tutti quanti aderissero, perché è una bella rivista. Vabbè, sicuramente benvengano queste iniziative, anche perché poi anche per questi ragazzi, insomma, anche modo per loro di guardarsi, di guardare queste foto, e poi comunque la foto è arte. Ricordiamo, tu sei una addetta stampa di molte società, cioè ti muovi. La comunicazione anche attraverso questi tipi di riviste è cambiata, perché quando si parla di Sport City è in rete. In rete vuol dire che il nome di Marco Zanella va in rete e poi si amplifica. Vabbè, ma il fatto di essere un po' più avanti rispetto agli altri è quello di aver creduto nei social network, secondo me, e in internet stesso, perché poi io sono stata una delle prime a crederci con le aziende che seguo, quando è nato Facebook e quando è nato Twitter. Certo. Tanti, mi ricordo, mi prendevano in giro perché dicevano che perdavamo tempo, invece era il futuro, è il futuro, perché ormai chi non è su Facebook e su Twitter è indietro, perché insomma, il target del ciclismo
non è più il target dell'80enne, è un target giovane che segue i social network, anche questi ragazzini, insomma già il lunedì cercano le loro foto su Facebook. Ma già la sera stessa. E già la sera stessa, quindi è un modo secondo me anche intanto per restare in contatto tra di noi, anche mondo del ciclismo, ma è anche un modo comunque per far dar risalto agli sponsor che credono in questa avventura, quindi ben venga. Quindi adesso andiamo con la gara degli juniores e soprattutto dopo, prima di andare con la gara degli juniores, Sport City e poi juniores. She complicated, left me and you to ride. She complicated, left me a mule to ride. My baby complicated, left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about it, hard-headed woman of mine. Junior, donne, amatori fascia 2, quindi qua l'eterna sfida, Dal Grande e Zoppas. Ma andiamo a vedere gli juniores, non sono moltissimi, però comunque è già abbastanza bella, insomma, non sono tantissimi junior, ma insomma 16 corridori soltanto junior non è poco in una giornata del genere. Beh, sicuramente non è male, e oggi c'è anche la Coppa del Mondo, quindi insomma un bel numero, speriamo che si mantengano, ecco, nel tempo. Vediamo come la fascia 2 Valentini e Dal Grande, e oggi Zoppas, vedremo se riuscirà Beppe Dal Grande a battere il nostro Zoppas. Vabbè che eravamo in Trentino, però io guarda, no, è perché se tu sei qua presente, Ilenia, avrei voluto vedere forse uno striscione, forse un protocollo di premiazione oppure di riconoscimento per la tua vittoriosa apparizione in Grecia. Insomma, ma sarebbe stato carino, perché comunque è sempre espressione sportiva. Beh, l'hanno fatto dopo nelle premiazioni del campionato nostro regionale trentino, è stata premiata anche per i mondiali. Beh, noi ti premiamo ideologicamente adesso, va bene. Allora, intanto abbiamo visto gli juniores partire a sprombattuto, qua sono tutte le donne, quindi non ci facciamo confondere dalle varie classifiche, perché comunque qua sono le donne junior, poi dopo ci sono donne elite, c'è anche qualche amatrice. Sì, è una categoria unica per il trofeo, questo va sempre a creare un po' di problemi, perché poi lo diremo anche in studio, insomma le donne stanno crescendo come numero, e essere 20-25 ogni gara magari presupporrebbe 2 classifiche almeno per le donne junior, che sono un po' più giovani insomma di noi. Fascia 2 che parte, e vediamo anche qua, sicuramente sarà un bel duello. Dal Grande questo sarebbe il suo percorso in teoria, però poi con Zoppas non si sa mai bene come mai, ma questo va via come se fosse un motoscafo, lo vediamo già nelle primissime posizioni, che spinge un rapporto decisamente importante, e qua vediamo Dal Grande già subito in difficoltà. Sì, pareva più lucido Savio ad esempio di Dal Grande, vedremo però comunque la gara è lunga. Nadir Coredani cerca già di avvantaggiarsi, prende questa contropendenza mentre vediamo i ragazzi della Scorzè cadono, quindi riesce già ad affrontare questa contropendenza molto bene. Anche Nadir è partito un po' a rilento, ma sta facendo veramente delle belle gare ultimamente. Qua davanti abbiamo anche Marco Zanella, mi pare che Marco Zanella arriva dal gruppo Mosole, se non sbaglio. Sì, è ex gruppo Mosole, adesso è con il Bianchin Nordwave, anche lui ha fatto una bella gara, nelle prime 2 gare insomma è andato bene, mentre nelle donne vediamo davanti Anna Oberparleiter, la mia compagna di squadra, e Julia Innerhofer, con Elena Valentini subito dietro, quindi questo è il terzetto diciamo che ha preso subito un po' di vantaggio rispetto alle altre. Ricordiamo anche Francesca Cuciniello, ma senti, io vedevo i ragazzi che avevano le mani ghiacciatissime. Cos'è che compromette? Non soltanto il freddo, ma forse l'aggravante e la pioggia. Sì, la pioggia ha giocato un brutto scherzo a parecchi, infatti vedremo come le posizioni adesso
cambieranno in qualche categoria, perché poi quando parti e i guanti comunque si impregnano d'acqua, le mani, io ad esempio avevo le mani che i primi 2 giri non giravano e non riuscivo a frenare né niente, e poi ho recuperato alla fine, ma era troppo tardi, mi sono scaldata troppo tardi. E vediamo veramente come Nadir, ecco guarda Nadir è senza guanti e probabilmente ha fatto meglio di tutti, perché non si bagna, non ha questo tessuto che resta bagnato. Zanella invece preferisce usare i guanti e dipende un po', poi comunque è stata la prima pioggia, il primo freddo, è uno shock termico non da poco, insomma, per tutti, penso. Hai detto una cosa interessante, abbiamo visto Nadir senza guanti, posso già dirlo in anticipo, anche se non è una cosa, non è di bon ton, però aveva le mani più calde di tutti. Probabilmente anche più temperato. Nadir comunque è un ragazzo che va forte nel ciclocross da anni, però ripeto, probabilmente questa domenica ha fatto molto la differenza lo shock termico che c'è stato tra una gara e l'altra, cioè non solo io che ero in Grecia, ma anche a Mareno di Piave era caldo. Zoppas lo vediamo già davanti, dietro c'è Valentini Dal Grande, oggi Dal Grande non mi pare molto in giornata, lo vedo un po' in difficoltà sinceramente. Come in difficoltà ho visto un altro Zoppas, ma è Nicolo Zoppas degli Juniores, che abbiamo visto prima dalle immagini, in maniera urtava la bicicletta, però non era convinta la sua azione, mentre vediamo bene Innehofer che sta andando anche lei alla stragrande, e la Elena Valentini che è subito là, che la marca da vicino. Sì, Innehofer appena anche Francesca Cuciniello magari cerca di farla in bicicletta, era forse più facile, vedi la Maniago che la fa a piedi, va molto più veloce, è il discorso della settimana scorsa, ci sono dei pezzi dove realmente conviene chi va a piedi farli a piedi. Zoppas qualsiasi cosa fa, lui va sempre bene, perché guarda. Questo doveva essere il percorso di Dal Grande, però vedo Zoppas molto molto più forte anche a piedi. Ma abbiamo visto sia Dal Grande e sia Valentini a spingere la bicicletta, allora con la loro esperienza dovrebbero fare come sta facendo in questo momento proprio la Valentini. Sì, dipende, però Zoppas io l'ho sempre visto con la bici in spalla, probabilmente non lo so, poi quando sei sotto sforzo tante cose non ci pensi, insomma. E adesso vediamo un bel ribaltone, qua succede, perché qua abbiamo visto proprio la Valentini, questo qua è Nadir che va a incatramarsi con questo atleta, è il numero 103 con il dorsale 103, se non sbaglio è un master. È probabile, purtroppo succede così quando ci sono tante categorie che corrono dentro lo stesso percorso, e vedremo che poi comunque Nadir andrà a perdere, diciamo, poi la leadership, appunto anche succede, ci sono anche queste cadute perché molto spesso non penso sia stato fatto, insomma, appositamente, ecco. Dal Grande è lì davanti e qui sempre secondo perché ormai Zoppas ha una marcia in più e ha già quasi un minuto di vantaggio, quindi Dal Grande deve vedersi anzi da Renzo Valentini che vecchia guardia va forte, mentre Innehofer e la Elena Valentini viaggiano da sole. Infatti qua il discorso che facevo prima è che appunto Anna Oberparleiter è andata letteralmente in crisi di freddo e perderà veramente posizioni e andrà a finire 13ª poi. Però vediamo la Innehofer che è veramente lì, è ancora bella pimpante, mentre la Maniago, campionessa italiana, la vediamo nella sua categoria. Insomma, qua il freddo, la gente pare che veda queste immagini un po' rallentatore, un po' quasi come degli robot, però qua vediamo anche da questa salita, insomma, vediamo che la difficoltà era notevole. Sì, beh, il percorso è un bel percorso, in effetti non è facile. Marco Zanella, eccolo qua, al comando adesso, e era un percorso che diciamo che col fango è diventato veramente duro. Innehofer molto, molto buona la sua azione, nonostante sia appena tornata dalla Malesia, viene da una corsa a tappe di mountain bike in Malesia e penso che è l'unica che non ha sentito lo shock termico. Dietro Nadil Coledani, eccolo qui, e poi vediamo anche Luca Andreatta, che sono poi i nomi dell'ultimo periodo, insomma. Ecco. La Elenia Lazzaro la vediamo leggermente imboscata intorno alla 9ª posizione, insomma, se la sta prendendo con calma oppure era proprio dura? No, ho avuto questo problema all'inizio, purtroppo avevo la 6ª, 7ª, 8ª delle mie categorie lì vicino, però fosse stato un altro giro, mi ci voleva un altro giro perché ho iniziato a ingranare alla fine, sono cose che succedono e spero insomma di fare tesoro per le prossime gare. E vediamo il campione italiano Renzo Valentino che sta incombendo da vicino, sente già quasi il fiato sul collo dal grande Giuseppe che oramai se la deve mettere via perché Zoppas è imprendibile, è già più oltre un minuto. Una Elena Valentini che sta andando alla stragrande, sta cercando di doppiare in pratica tra poco la Innehofer.
No, beh, lì sono ancora abbastanza vicine, vediamo comunque, diciamo, non c'è grande differenza fra loro due, vedremo poi che comunque l'esperienza forse di Elena sarà determinante. Ecco, qui c'è la Bulleri che resta sulla sua posizione attorno alla quinta, sesta posizione assoluta, e la Milena Cavani, gradito ritorno anche lei, saldamente seconda delle Master, quindi Nadir che cerca di riprendere Zanella, ma ormai siamo verso la fine, quindi vincerà sicuramente Zanella, e Nadir comunque un'altra buona prestazione. Questa ragazzina, Chiara Teocchi, molto brava, una donna junior e che sta sempre lì davanti, quindi bene, brava. E poi vediamo soprattutto un Marco Zanella che mi ricorda molto Longo. Io ho visto dei filmati di repertorio, no? Anche dell'Istituto Luce, ha un po' il fisico e anche la caratteristica di Longo. Anche Marco viene da una scuola, quella del gruppo sportivo Mosole, che negli anni ha creato tanti crossisti, e quindi speriamo che anche lui riesca a conciliare questa attività, visto che gli piace, il più tempo possibile. Siamo qua oramai quasi giunti alla fine, intanto vediamo la Paola Maniago che nella sua categoria è campionessa italiana, mentre qua in questo momento sta viaggiando intorno alla quinta posizione, mentre come detto Marco Zanella del Veloce Club Bianchin Marchiol vince su Nadir Colledani, il quale ha avuto questo piccolo incidente. Questo non facciamo ingannare, è in Air-Offer, però è a un giro di svantaggio rispetto a Elena Valentini. Come si diceva, Colledani Nadir del team Omnia Energy al secondo posto. Questa è la Cuciniello, Francesca Cuciniello, che si piazza al terzo posto, chiaramente anche lei con un giro di svantaggio rispetto alla Valentini, mentre la Maniago l'abbiamo visto adesso. In questo momento passa anche Luca Andreatta. Di seguito abbiamo Stefano Bollardini, Simone Casanova, Yuri Pessotto, che Yuri lo vediamo sempre bello pimpante, si piazza sempre, sarà sicuramente un ragazzo che porterà delle grandi sorprese. Chiara Teocchi, qui non c'è la classifica delle juniores, però è la prima junior, diciamo, Deborah Soligo, quindi stiamo scorrendo le prime 10. Eccolo qua Zoppas, primo dei Master, nettamente al comando. E quindi replica, è la terza vittoria consecutiva, e chiaramente su un Giuseppe Dal Grande che si deve vedere sì dalle spalle da Valentini, però oramai anche Valentini è intestato intorno ai 16 secondi di svantaggio rispetto a Dal Grande, lo vediamo comodamente, si piazza al secondo, l'eterno secondo, un po' il dualismo che si crea nel grande ciclismo, Coppi, Bartali mi viene in mente, ma insomma è un po' la storia che procede e si ripropone. Questo, come detto, abbiamo visto un'altra doppiata delle ragazze, tra poco vedremo proprio Elena Valentini che taglia il traguardo perché ha dovuto fare un giro in più rispetto alle altre, perché le altre erano già doppiate. Esatto, è stata l'unica che non è stata presa da Zanella e quindi farà giri pieni, bravissima Elena anche oggi. Abbiamo detto che Elena Valentini si è dimostrata dalla prima gara, tu avevi ragione a vederci dentro, si sta dimostrando sempre proprio come un diesel, la vediamo a giri pieni. Una vittoria secondo me splendida. Bella vittoria anche vicino a casa e l'aspettiamo anche nelle prossime gare, nella sua Bolzano. Nella sua Bolzano ricordiamo l'appuntamento proprio per settimana prossima, per domenica. Intanto vediamo le mani di Nadir Colledani e il povero Zanella, freddissimo. Nadir, hai avuto qualche contrattempo, anche qualche bicicletta di traverso? Sì, purtroppo c'è stato un signore che si è messo in mezzo, la bici non frenava, l'ho preso in pieno e mi sono impigliato nella rete, mi sono fatto male alle ginocchia, vabbè. Oggi è andata male per me, la fortuna mi sta un po' dicendo ciao, comunque non importa, dai. Però la maglia la stai tenendo, voglio dire, non è una brutta posizione il secondo posto. No, sono contento di avere la maglia, lui è stato forte comunque a mantenersi davanti, io dopo non ce l'ho più fatta a tenere, oggi è tornata freddissima, però dai, ce l'abbiamo fatta arrivare secondi e va bene così. Elena, accenderebbe la telecamera agli infrarossi per far capire esattamente quanto freddo avete quando finite di correre. Una bella prima posizione, però tanto freddo. Oggi è la prima gara con un tempo veramente da nord, sotto l'acqua, un freddo. Io ho vinto, sono contentissima e anche congelata. Però io ho visto tutti i maschietti anche fascia 2 adesso, andati via, un freddo boia. Le donne resistono anche nelle altre categorie. Bisogna tirare fuori la grinta in queste giornate così dure e noi donne abbiamo un carattere forte e lo dimostriamo sempre.
Ben rientrati in studio. Allora, qua abbiamo visto, una considerazione va fatta. Chiudiamo prima il discorso che abbiamo fatto prima di lanciare questi due servizi con i social network e con le nuove tecnologie. Io mando via 100-120 mila messaggi ogni fine settimana, ogni giovedì o il lunedì, quando ho le trasmissioni, in un nanosecondo. Quindi anche questo il Comitato regionale dovrà ragionare, bene o male, nell'immediato futuro. Sicuramente un dirigente che deve in qualche maniera governare quella che è la politica sportiva e l'immagine del movimento sportivo, nella fattispecie ciclismo, non deve prescindere dalla scelta e dall'utilizzo di questi strumenti che la tecnologia ci mette in mostra, anche perché ci mette a disposizione, anche perché evidentemente quello che diceva prima Lilenia è vero, i ragazzi ormai comunicano in maniera molto frequente e sempre di più con questi mezzi, quindi l'intelligenza è proprio anche quella di utilizzarli per promuovere il nostro movimento sempre più in maniera più ampia. Evidentemente il nostro sarà un impegno, se saremo noi a governare questo comitato regionale, a utilizzarli proprio in funzione di avere ancora più appeal verso questo nostro movimento. Marco, tu lo usi? La sera guardi col telefonino, vedi la foto. Ci sono sempre là, perché posso vedere tutto, anche se non sono informato di qualcuno magari nelle corse cosa ha fatto, posso vedere cosa è arrivato, come è andato, se è caduto, tutte queste cose, insomma. Sì, e dei giornalisti anche a quel momento il complimento, oppure come ti è andata, altro bene, cioè è già da Hardcoreman, no, il discorso. Si interpreti a 360 gradi. Sì, là si vede tutto, come è andato uno e sempre, si può anche, come si dice, confrontarsi. Sì, confrontarsi con gli altri e vedere, insomma, uno se è più forte dell'altro. Prendersi anche in giro. Allora, diciamo una cosa, i social network, è chiaro, è vero che internet è una giungla, no? C'è un po' di tutto. Internet è una giungla, però nell'ultimo periodo, Nicola, ho notato che internet e i social network arrivano prima delle notizie dei giornalisti. Questa è la realtà. La Coppa del Mondo in Repubblica Ceca domenica scorsa, i risultati dei nostri atleti azzurri erano prima su Facebook che non sul sito della federazione. Questa è la realtà. È la realtà e permette tra l'altro a questi ragazzi che stanno crescendo di creare anche una rete di contatti con anche ragazzi stranieri. Io ho tantissimi amici dall'estero, anche quelli che ci guardano dal Belgio, quindi li saluto, che tramite i social network tu ci parli, magari ti chiedono, vedono anche i percorsi come sono qua in Italia, quindi ben venga, insomma. C'è più coscienza e conoscenza. Esatto. Ecco. Allora andiamo invece con questa gara qua, juniores infreddoliti, una bella batosta di Michele. No, juniores. No, scusami, ho detto un'altra l'età. Una bella batosta, abbiamo visto dal grande in fascia 2. Pensavamo che ce la facesse invece. Poi quanto riguarda junior, una parentesi, lui ha vinto, però per quanto riguarda troppe donne e poche maglie forse da dividere. Troppe donne e una maglia, è peccato per le ragazzine, io continuo a dirlo, le donne stanno aumentando anno dopo anno e meriterebbero un po' di categorie separate, almeno per la premiazione insomma della generale, anche perché poi, e lo diremo in telecronaca, tiriamo le orecchie a questa cosa degli elite da soli, perché insomma vedere 5 elite alla partenza maschi è un po' triste. Ecco, conglobare il tutto, tra under 23 e elite forse si creerebbe un numero, una maglia sola, è vero, però non si rischierebbe di vedere degli elite un po' attempati, tanto per che nessuno se la prenda, sono critiche costruttive. A me quando vengono a criticare la trasmissione ascolto tutti, è per Diana, voglio dire. Io non ho la soluzione in tasca, evidentemente queste sono osservazioni che è giusto tenere in considerazione e vedere quelli che sono la quadra del ragionamento. Marco, quando arriva Franzolin tremi? Nelle prime 2 corse Giulio non c'era perché era impegnato nelle altre corse di Coppa del Mondo. E adesso anche tu però, Sì, adesso è arrivata anche questa notizia che ci vado anch'io. Bene, io sono contento, adesso vediamo cosa si fa, sarà un po' più dura perché hanno altri ritmi,
Vedremo dai come Ma va. intanto un bel confronto, e anche questo serve questa trasmissione, no? Scotti so che ci guarda, so che è preciso e attento, mi chiama spesso anche durante la settimana, oppure per dirmi alcune cose che pensa giustamente lui, e quindi si crea tutto questo humus, no? Che crea. Il confronto ci vuole, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di commento e ben venga, insomma la domenica, il bello nostro è che la domenica siamo tutti là, quindi fermateci e insomma ci dite mi piace, non mi piace, devi parlare di più. E chi è là non è là, e quindi si perde uno spettacolo come quello che sarà domenica prossima a Bolzano. Diamo la linea all'ultima trancia di gare? Esatto. Dimmi quelle che vanno in onda, che sono stanco. Elite, fascia 1, under 23. Quindi Del Riccio. Esatto, ma occhio Del Riccio oggi, fa fatica. Gara che conclude la giornata veramente da tregenda di Villa Lagarina, ricordiamo siamo in provincia di Trento, da qui a poco c'è uno splendido velodromo, il velodromo di Mori, dove proprio nel 2010 si sono svolti i campionati assoluti su pista, e credo i campionati che se ne ricorderanno per tanti anni sia per organizzazione e anche come pubblico. Qua chiaramente partono gli amatori fascia 1, gli elite, gli under 23. Ecco, io farò una domanda scomoda a Elenia, se vuole rispondermi mi risponde, e se no ami, però per quanto riguarda gli elite e gli under 23 sarebbe bello fare una classifica unica, perché a questo punto rischiamo che Gottardi possa vincere il trofeo. Beh, no. Noi vogliamo bene a Cipriano Gottardi, però in effetti veramente i numeri non sono tanto simpatici per quanto riguarda gli elite, e quindi secondo me era auspicabile fare una classifica unica per gli elite e gli under, ecco. Però bisogna dare atto a questi ragazzi che si sono presentati, le concomitanze cominciano e ci sono le prove di Coppa del Mondo, quindi molti nostri sono lì, diamo atto e raccontiamo oggi chi c'era. Ma certo, questo è indubbio, lo facciamo sempre, però tutto è perfettibile, per cui una critica giustamente ci può anche stare, mentre vediamo un eroico Paccagnella, Thomas è sempre presente, bisogna tenerseli cari questi ragazzi. Qua abbiamo una ricomparsa, come lo scorso anno, Martino Fruet, che se la deve vedere, insomma, lui è entrato, lui è un biker più che un ciclocrossista. Sì, ovviamente oggi organizzava la nostra squadra, quindi eravamo presenti tutti in toto, e Martino pagherà moltissimo il freddo, lo vediamo già comunque un po' indietro, eccolo qua, quello col casco qua fosforescente, e sì, rispetto agli altri ovviamente magari sa guidare meglio su queste discese, però poi teme di più il freddo, ecco. Qui abbiamo Smarzaro Igor, poi abbiamo Fallaschi, poi abbiamo Todaro, questa pettinacca, Neva, Cisotto, Iari Cisotto, Pietro Lucatello per quanto riguarda gli under 23, per gli elite abbiamo Gottardi Cipriano, La Mastra, Fruet, Martino, Paccagnella, Thomas, Visinelli, Raffaele. Qua vediamo una bella progressione. Ecco, adesso questa è la fascia 1 con Balberini, che oggi dà filo da torcere a Carmine Del Riccio, quindi non è così tanto facile per Carmine oggi la gara. Diego Retis anche sempre lì, e adesso dovrebbe arrivare anche mio marito, che so che era là davanti anche lui a giocarsi la gara oggi, quindi diciamo una bella gara anche nella fascia 1 con Falaschi, vediamo che mette subito, insomma fa vedere chi è il ragazzo svizzero che comunque è temprato a queste temperature. Dietro abbiamo visto Visinelli, abbiamo visto Smarzaro, Thomas Paccagnella oggi è un po' in ritardo, ecco, Falaschi e Visinelli, un po' più indietro Igor Smarzaro, quindi un under, un elite al comando. Aggiungo io che ho visto Carmine Del Riccio veramente in crisi, il freddo si fa sentire, ma ci sono alcuni corridori che il freddo addirittura non lo temono, ma addirittura gradiscono, alcuni che riescono a tenere il freddo, come in questo caso Visinelli è uno che non è che gli piace molto il freddo, però ha saputo tenere più rispetto ad altri. Sicuramente sono conformazioni fisiche diverse tra Raffaele ad esempio e Thomas Paccagnella, c'è differenza anche a livello fisico, quindi è normale che Thomas più piccolino, più magretto, patisca di più il freddo, ecco. Comunque vediamo che il terzetto bene o male è questo al momento, 2 under 23, Falaschi e Smarzaro e Raffaele Visinelli. Thomas un po' più indietro è quarto e secondo degli elite. Visinelli che sta facendo gara a sé perché ha già nei primi giri accumulato circa 40 secondi di vantaggio rispetto a Thomas Paccagnello che sta pagando dazio, mentre vediamo una bella pedalata di Todaro, questo è Todaro Fabio Alfonso,
che è in terza, quarta posizione in questo momento della gara, mentre per quanto riguarda la fascia 1 abbiamo visto e vediamo anche tra poco Marco Balberini, il quale sta andando veramente alla stragrande, è un Del Riccio che è in disarmante ritardo, lo vediamo già tardato di circa un minuto. Beh, Balberini è di un'altra categoria, è un elite sport, quindi anche più giovane. Ricordiamo che queste categorie amatoriali nel trofeo corrono tutti insieme, ma poi l'italiano hanno la loro categoria, insomma. Sì, oggi Carmine ha trovato un degno avversario. Qui abbiamo Nicola Spettinà, che probabilmente è un po' provato dalla lunga stagione di ciclocross. Diego Retis, buono, ancora terzo assoluto tra gli amatori, e ricordiamo che questi ragazzi sono comunque al momento nei primi 15 anche assoluti di tutte le partenze, quindi comunque stanno andando molto bene. Perini, eccolo qui, e vediamo Brian Falaschi nettamente al comando dell'assoluta, quindi non solo under ma anche l'assoluta. Dietro a Brian vediamo adesso se ci vedo bene chi è, Igor Smarzaro, e questo dovrebbe essere Raffaele Visinelli. Insomma, le posizioni sono queste al momento. Un Raffaele Visinelli che vediamo quest'anno sta andando alla grande, io sono speranzoso anche per i campionati italiani, là chiaramente dovrà scontrarsi un po' con il Gotha, perché se viene Marco Aurelio Fontana, se arriva anche Enrico Franzoi, insomma vedo che saranno dolori, poi dopo non è mai detta l'ultima parola. Sì, secondo me per vedere un po' insomma, le forze in gioco dobbiamo aspettare le prime gare internazionali, magari Fede o Derzo, se piove vediamo come può andare Rafael. San Parisi oggi nettamente in difficoltà, poi si ritirerà anche perché avrà un problema proprio di ipotermia. Pippo Lamastra è un altro biker oggi prestato al ciclocross, invece vediamo che le posizioni davanti si stanno delineando sempre di più, con Brian Falaschi nettamente al comando. Raffaele Visinelli è primo degli elite, anche se è un po' in difficoltà nel tenere lo svizzero, e Igor Smarzaro. Thomas oggi non è giornata, patisce molto il freddo e si mantiene in seconda posizione degli elite. Un saluto a San Parisi, perché veramente poi è stato soccorso dall'ambulanza, ha avuto una crisi di ipotermia perché era un freddo esagerato e non tutti i fisici sono uguali. Ricordiamo che poi qua sono ragazzi che di grasso ne hanno veramente una percentuale scarsissima, e il grasso è un po', diciamo, il termosifone del corpo. Esatto, Raffaele scherzava dopo la corsa, ha detto io sono quello che aveva meno freddo di tutti, probabilmente diciamo che con queste temperature può succedere. Anche Del Riccio, che comunque è arrivato in questa stagione molto magro, sta patendo un po'. Patendo un po' anche perché abbiamo detto, questo è il percorso, forse il primo percorso da quando abbiamo iniziato questo trofeo Triveneto di ciclocross che più si avvicina ai percorsi del nord Europa. D'altronde questi saranno ragazzi come Visinelli che dovranno poi in qualche maniera cimentarsi, entrare in confronto con i grandi campioni, e anche una palestra per il prossimo campionato italiano. Ecco, io credo che questi ragazzi qua, anche Paccagnella nel suo, crede nel campionato italiano come lo crede Visinelli. Io credo che questo sia positivo. Vabbè, sicuramente, anche perché il campionato italiano è una gara di un giorno, può succedere di tutto, di più, quindi l'anno scorso l'ha dimostrato Elia Silvestri, nessuno pensava che Elia Silvestri vincesse l'assoluta, Elia Silvestri ha battuto Marco Aurelio Fontana. Il ciclocross è bello per questo, perché finché tu non tagli l'arrivo non sai chi vince, quindi Balberini adesso è al comando, però potrebbe succedere qualsiasi cosa, quindi noi aspettiamo sempre alla fine ecco, adesso abbiamo visto che è arrivato Brian Falaschi senza neanche alzare le mani dal freddo, Igor Smarzaro secondo under e secondo assoluto, e vediamo adesso dovrebbe arrivare anche questo è Carmine Del Riccio, secondo, perché della fascia 1 e Raffaele. Sì, perché ha un giro Del Riccio, adesso dobbiamo aspettare ancora Marco Balberini che l'abbiamo visto prima, mentre qua vediamo proprio Raffaele Visinelli che vince su Thomas Paccagnella in leggero ritardo ma infreddolito al massimo, un Martino Fruet che si deve accontentare della terza piazza, mentre lo scorso anno aveva proprio vinto, la Masta Giuseppe Gottardi Cipriano al quinto. E qua vediamo anche Diego Retis, abbiamo visto anche tuo marito se non sbaglio. Sì, mio marito Cristian è arrivato quarto della fascia 1, Martino Fruet totalmente congelato, e questa è la differenza fra chi riesce poi a tenere queste temperature e chi no. Todaro che adesso non conserverà la maglia, e la Mastra, insomma stanno scorrendo un po' tutti tra fascia 1, amatori ed elite. Quindi questo è il componimento, amici sportivi, l'appuntamento per le gare è domenica prossima proprio a Bolzano, e speriamo che il tempo sia più clemente.
Brian, tu primo e sembra che hai corso parecchio, poi andiamo a vedere Todaro. Sì, una gara che è andata bene, la forma era un po' così così oggi, però l'importante è che ho fatto un bel allenamento e vediamo per il futuro. Prima classificato, tu invece indossi la maglia di leader del Triveneto, ma sembra che neanche hai corso, ti sei già lavato. Sì, mi sono già lavato, comunque sì dai, oggi è andata relativamente bene, comunque ho tenuto la maglia e arrivo da una settimana di carico, quindi diciamo che ho parato un po' i colpi per mantenere la maglia. Come fate a resistere a questo freddo? Si parte lo stesso. Non so se hai approfittato del gran freddo, del terreno che era veramente molto molto molle, hai battuto Del Riccio, insomma una bella soddisfazione. È andato bene dai, molto contento, questo è il vero cross, piedi, fango e tanto freddo, veramente è una bella gara. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti 1000 volte per rovinare tutto. Ben rientrati in studio, Ilenia, ultime gare. Del Riccio ha patito l'inferno. È arrivato Balberini che aveva comunque una marcia in più, ma ben vengano insomma, anche perché poi il monopolio forse è un po' noioso, allora forse queste belle lotte insomma, sono anche belle per chi le vede. Nei vertici della classifica per quanto riguarda gli under, Visinelli partita a sé, insomma l'abbiamo visto, bellissimo. Sì, Visinelli per gli elite diciamo ha risentito meno di questo freddo rispetto a Thomas Pacagnella che ha patito veramente tanto. Tantissimo. Bellissima la copertina finale che ha fatto il nostro Gianni. Diciamo negli under 23 è stata una bella gara perché insomma Brian Falaschi ha dimostrato il suo temperamento svizzero perché è italo-svizzero e anche lui è stato convocato tra l'altro grazie alla bella prestazione di Villa Lagarina che è stato convocato per i prossimi campionati europei, quindi bocca al lupo anche a Brian. Benissimo, allora Marco tu non ci sarai domenica o ci sarai? Adesso non lo so, devo ancora vedere, vedrò come ritornerò da lassù e se ritornerò dentro i tempi anche perché ritornare magari di notte così è dura, è duro. Beh sì. no dai, riposati, insomma ti penseremo ugualmente. Direttore sportivo, continuerà a farglielo fare il ciclocross allora? Sì, sicuramente, non c'è problema, per noi vediamo il ciclismo all'interno della società insomma a 360 gradi, per cui abbiamo anche qualche amatore che fa la mountain bike con la nostra maglia. La dirigenza del comitato regionale vede di buon pro insomma tutte le categorie, perché parte un po' dall'alto, anche Renato Di Rocco è colui che implementa il discorso che il ciclismo deve essere un po' tutto. Assolutamente, ma questo è un cambio di mentalità, devo complimentarmi con Franco perché è una delle poche società che praticano proprio il ciclismo a 360 gradi. Credo che sulla bontà della multidisciplinarietà nessuno abbia obiezioni, poi metterla in pratica è una condizione diversa. Noi ci raccomandiamo, Ilenia, che è una scuola di vita, non soltanto il ciclismo, tutto lo sport, noi parliamo di ciclismo e quindi è una palestra imprescindibile, fino agli allievi juniores sì. Credo che sia veramente propedeutica e sana. È una scuola di vita per le categorie giovanili e comunque è un insegnamento che poi per la maggior parte si sa, non tutti sfonderanno nel mondo del ciclismo e molti andranno a lavorare. Ma è la vita. È la vita e questo però insegna moltissimo, quindi certo. Lo sport insegna rigore, insegna disciplina, insegna grinta, perché molto spesso se qualcuno magari si è imbattuto oggi nelle nostre immagini avrà pensato magari uno che non c'entra niente col ciclismo, avrà detto ma chi glielo fa fare a questi qua di correre con quelle temperature ma chi lì? ce lo fa fare affrontare la vita? La vita è una schifezza per tutti, È dura per tutti, vero Franco? Sì, io volevo, se mi consentite, ti consentiamo, di dire un'altra cosa. Voi avete giustamente, anche la Ilenia ha sottolineato, solo 5 under, se non sbaglio la partenza. 5 elite. 5 elite, scusami, e gli under penso saranno 7. Esatto, vabbè. Quindi è una cosa che ho affrontato fuori tra colleghi così, perché secondo me ci sono dei ragazzi che sono passati di categoria, hanno già fatto il primo anno da under, le hanno prese su strada, chiaramente hanno preso delle batoste incredibili,
gli anni scorsi facevano il ciclocross, adesso si rifiutano di farlo e non si capisce il perché. Bisogna comunque fare un passo indietro e rendersi conto che se non hai le doti per fare lo stradista c'è la possibilità di fare il ciclocross. Perché non me l'hai invitato prima sta persona? È il discorso che abbiamo fatto l'altro giorno, E vedi? volevo solo sottolineare una cosa in più, io ho avuto dei ragazzi che hanno smesso da junior, quest'anno uno su tutti l'ho portato dentro ancora a fare la pista come under. Senti Franco, oramai Questo siamo in è una chiusura, cosa. dobbiamo salutarci. Certo. Me lo devi riportare perché Certo. sennò... Quando facciamo un bel discorso su queste cose qua. Ok, bene, allora settimana prossima siamo a Bolzano, l'appuntamento è per giovedì prossimo, puntuali sempre con Scratch, e a te invece devo strapparti una promessa. Il 12 parleremo con l'Associazione Nazionale Vittime della Strada in o bianco o nero. Mi piacerebbe aprire, Renzo, sinceramente, una parentesi sulle piste ciclabili, su quello che può fare in realtà una federazione potentemente forte per regalarci queste piste ciclabili vere, non dei marciapiedi rubati, e affronteremo questa tematica. Ci sarai? Ci sarò. Quindi Grazie. un ringraziamento a tutti voi, una buona serata e un buon rientro nelle vostre case. Grazie Ilenia, mi chiudi tu la trasmissione? Io vi do l'appuntamento a chi è in gara domenica a Bolzano, quindi veniteci a cercare per salutarci, infamarci, baciarci, quello che volete. Incatramarci. Incatramarci in mezzo al fango, speriamo di no. E a chi ci segue a giovedì prossimo. Ciao! I'm the Invisible Man.